È il mio primo viaggio, siamo contenti e tutti emozionati. Io adesso le racconto una cosa che mi costerà parecchio. Questa ragazza deve salutare suo marito praticamente che abita qui vicino con un fazzoletto bianco alla finestra. Ma è bellissima È bellissimo. questa cosa. Non solo il treno di Natale, è un treno romantico. Beh, più o meno romantico, è un treno divertente, dai. Anticipiamo San Valentino. Sì, più o meno. Sì. Quindi possiamo dire che l'amore corre sulle rotaie. Speriamo che non corra troppo, però le dico la verità. E la prima volta siamo venuti io e un amico mio direttamente da Catania e da Reggio proprio per provare. Per vedere il Friuli slow. Esatto, sì, in tutta la sua lunghezza diciamo. Anche da voi avete queste realtà? Sì, abbiamo qualcosa del genere, sì. Diciamo che il treno a vapore è un po' nell'immaginario collettivo, no? Quello che va ciu ciu, che ci giocavamo da bambini. È un po' tornare bambini, salire. Esatto, e tornare bambini è poi una bella esperienza che si portano dietro anche i bambini e la famiglia, e per la famiglia fatta. Sono posti che non sei abituato a vedere facendo le strade normali e invece sì, questi sono posti un po' tra virgolette nascosti, no? Che nessuno vede se non fai queste tratte di treno, diciamo. Un modo nuovo per affrontare il nostro Friuli e per vivere il Natale, quindi. Sì, esattamente, un modo differente insomma, non eravamo più abituati a queste cose. Per dire io col treno sarà 30 anni che non ci vado, quindi è abbastanza bello diciamo. Mi è piaciuto già dalla prima che siamo andati a Cabasso Nuovo per la cipolla rossa e il prossimo anno ne farò anche di più. È un percorso che consiglierebbe? Porterà degli amici? Beh, amici, io ho già due amiche qua che ho portato oggi e sicuramente lo allargherò a un ampio giro di amicizie e tutto. Una coppia giovane in viaggio. È il mio regalo di compleanno, quindi molto apprezzato, molto bello. A ottobre, va bene, ma partiva adesso il treno, quindi era diciamo un sogno fin da bambino fare i treni a vapore antichi e finalmente si è realizzato. Stavamo commentando anche prima in macchina che sarebbe bello provare il prossimo anno quello che va a Venzone per la festa della zucca, quindi insomma a primo impatto ci sembra bene, poi sembra che proveremo a farne altri, insomma, potrebbe essere, e poi vediamo. Poi è un momento appunto per passare una giornata assieme e fare qualcosa di diverso dal solito. Questa esperienza, che sensazione le sta dando? Estremamente una proiezione a ritroso di senso positivo nella storia dello sviluppo ferroviario, nella storia di questa zona, soprattutto per il grande periodo in cui l'impero austro-ungarico, che qualcosa di bene ha fatto, ha sviluppato il sistema ferroviario in Italia. Io non posso dimenticare che nel 1848 sono riusciti anche a creare nel Veneto il collegamento ferroviario tra quello che ora era terraferma e Venezia. Conosco un po' meno lo sviluppo del Friuli, ma questo è estremamente interessante. Siamo all'Immacolata e facciamo un giro e facciamo questa esperienza che penso interessante e unica anche su questo trenino bellissimo. Sì, penso che sarà una bellissima giornata. Ci stiamo divertendo un sacco in questa esperienza diversa dalle solite. Abbiamo portato qua 66 persone che arrivano da Vicenza, qualcuno da Udine e c'è gente che arriva anche da Milano. Stiamo bene, ci piace questa organizzazione molto bella, molto coinvolgente perché ci sono persone che si dedicano a spiegare il percorso, il panorama. È un'emozione essere a bordo di questi treni che hanno fatto parte della mia infanzia perché io sono figlio di un ferroviere e mio padre mi ha fatto viaggiare molto in treno. Io andavo a scuola a Udine e quindi salivo a Cimano, prendevo il treno alle 6:15 la mattina, poi andavo a Gemona e prendevo il diretto che mi portava poi a Udine e al pomeriggio facevo l'incontrario e arrivavo a casa alle 3 insomma al pomeriggio dalla scuola. Poi dovevo mettermi a studiare chiaramente, sì. Quindi oggi è un po' un modo per riscoprire quelle emozioni. Ritornare sì, a quelle emozioni, sì, perché in treno si faceva tutto, si studiava, si mettevano a posto gli appunti
si parlava e quindi si incontravano persone. Ho incontrato mio marito sul treno. Da Ardegna a Udine al mattino non ci si vedeva perché lei veniva col diretto, ci si incontrava in stazione a Udine. Invece il pomeriggio, quando si ritornava a casa, ci si vedeva perché per quello che ogni tanto capitava di avere vagoni del genere, no? Perché era un treno per studenti, lavoratori. Questo luogo è molto caratteristico, mi è piaciuto molto, in particolare i presepi sono sicuramente una caratteristica distintiva di questo borgo medievale che per fortuna viene mantenuto integro e preservato, come giusto che sia. Io poi sono l'accompagnatrice di un gruppo che proviene da fuori regione, quindi diciamo ci siamo documentati prima dell'arrivo, ma ecco, nello specifico direi che comunque sono gli abitanti del luogo che hanno messo a disposizione le proprie case per la realizzazione poi di questi presepi. Una bella sinergia quella tra il treno storico e i mercatini di Natale. Sì, indubbiamente, soprattutto con il territorio naturalmente. Noi siamo molto orgogliosi di essere capofila come Sacile di questo progetto dei treni storici che io l'anno scorso ho vissuto solo come turista, quest'anno con la delega assessorato al turismo naturalmente sto seguendo in prima persona. E tutti i treni sono importanti, non soltanto naturalmente quello del mercatino, ma tutti perché aiutano a far conoscere il territorio e secondo me sempre di più aiuteranno il turismo, quindi far arrivare turismo in regione, quindi grande progetto e andiamo avanti sempre per migliorarlo sempre di più.